Un elicottero militare è caduto ribaltandosi in un campo nei pressi dell'aeroporto civile La Spreta di Ravenna in fase di atterraggio. I due militari dell'esercito, uno dei quali agrigentino Ivan Tabbone, sono stati feriti nell'incidente, portati all'ospedale Bufalini di Cesena. Il velivolo è un elicottero da esplorazione scorta A129 Mangusta assegnato al 7° Reggimento Vega. I colleghi militari del 7° Reggimento Aviazione dell'Esercito Vega di Rimini non hanno alcun dubbio: l'atterraggio di emergenza del maggiore Ivan Tabbone, di 51 anni, di Agrigento, con l'elicottero finito a pancia in su in un terreno agricolo distante a poche centinaia di metri dalle strade E45 e dalla provinciale, è stato provvidenziale ed è stata evitata una vera strage. Per questo il pilota agrigentino, il maggiore Ivan Tabbone, è stato definito dai suoi stessi colleghi un eroe. L'incidente è avvenuto ieri verso le ore 15. L'elicottero Mangusta era partito da Rimini dalla base del 7° Reggimento Aviazione dell'Esercito Vega per un volo di addestramento. A bordo c'erano il maggiore Tabbone di Agrigento e un tenente di 36 anni. Altamente probabile che il veicolo abbia perso potenza cominciando a perdere quota, e qui cominciano a venire fuori le qualità del pilota agrigentino: la perizia, la bravura, il coraggio, che rischiando la vita ha direttamente il velivolo verso il campo agricolo, evitando così l'impatto in zone vicine molto trafficate o abitualmente attraversate da molte persone. Ieri il maggiore Ivan Tabbone ha ricevuto la visita della madre, Ina Calandra, partita da Agrigento alla volta di Cesena, dove il figlio è stato ricoverato per numerose fratture, costole e vertebre soprattutto, che costringeranno il maggiore a subire venerdì prossimo un intervento chirurgico. I medici sono ottimisti: Ivan Tabbone, a parte una lunga degenza, tornerà come prima ed è fuori pericolo. Migliore sorte ha avuto il compagno di volo, tenente di 36 anni, che ha riportato ferite meno gravi ed è stato già dimesso dall'ospedale. La Procura della Repubblica ha aperto un'inchiesta per il reato di lesioni colpose.